Buongiorno a tutti, anzi buonasera, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento a Contatto Sardegna. Come sempre a farvi compagnia dello studio 1 di Torino, Alessandro Manno. Dallo studio 2, sempre di Torino, Emanuele Orru. E dallo studio 3 di Monserrato, Piero Grimaldi. Ed è ospite con noi stasera Mario Calabresi, giornalista, direttore SEO di Coramida, che è l'azienda di podcast più importante d'Italia, ed è con noi ospite per parlare di giornalismo, podcast e non solo. Grazie per essere con noi stasera. Grazie a voi, ciao. Allora, la prima domanda che le vorrei fare è, facciamo un salto indietro nel passato, ossia il 2017 a Repubblica, lei come direttore, e viene pubblicato un contenuto, un podcast, che è Veleno di Pablo Trincia, che è uno forse dei podcast che ha fatto più rumore anche per la storia che racconta, quella dei diavoli della bassa modenese. Ecco, io vorrei dire, da quel momento, da quell'evento lì, cosa è cambiato nel mondo dei podcast e qual è stata l'evoluzione del genere? Sostanzialmente succede che allora il prodotto di Pablo era stato il primo prodotto professionale fatto in Italia. L'Italia era un paese in cui c'erano tante persone che sperimentavano i podcast, però erano tutti amatoriali, artigianali. Oggi è cambiato perché quello di Pablo per molta gente per molto tempo è stato l'unico podcast ascoltato. Poi un altro grande successo è stato Morgana di Michela Murgia, e questi erano un po' i due tipi di podcast che c'erano. Uno era una serie e l'altro erano delle storie e quindi che si aggiungevano, che è Morgana. Oggi invece noi siamo di fronte a un mercato e a un'offerta molto molto più grande. Ci sono podcast di ogni tipo per qualunque genere, curiosità, gusto, quindi è proprio cambiato lo scenario. Sì, sempre per rimanere in tema podcast, lei ha prodotto insieme da Milano Romanzo Quirinale. Per tornare all'attualità, sappiamo che i giochi si decideranno probabilmente il secondo prima, ma come vede i partiti e soprattutto chi pensa quali sono i ticket per il Quirinale? Ricordatevi una cosa, allora, il Presidente della Repubblica non è mai diventato un leader di partito di una forza politica. Cioè non è che c'è stato Craxi, c'è stato Pertini, non è che c'è stato Fanfani, c'è stato Leone, non è che c'è stato Andreotti, c'è stato Scalfaro. E quindi quando si è detto nei giorni scorsi Berlusconi, io non ho mai creduto neanche un secondo alla candidatura di Berlusconi e scommetto che Berlusconi un giorno prima, 2 giorni prima, un minuto prima si tirerà fuori da questa corsa e darà indicazioni per qualcun altro, perché si rende conto che non si può fare, perché il Presidente della Repubblica non può essere divisivo, deve tentare di essere un po' di tutti. E oggi questa figura è facile dirlo, quella più scontata e oggi con molte più probabilità delle altre è quella di Mario Draghi. No, lei non pensa che probabilmente Berlusconi andrà per le prime 3 chiama? No, non credo che si metterà in gioco, perché quando ha capito che comunque i voti non li ha, evita di fare la figura di non farcela e di doversi ritirare perché non ce l'ha fatta. Molto meglio per lui tirarsi fuori prima e fare la figura di dire per il bene del paese non voglio dividere, ma torno indietro. Me lo sento già la frase. Sì, anzi, convergo verso un nome che potrebbe essere spendibile in questa carica, tipicamente. Gianni Letta, chi lo sa. Lo vedremo. Piero. Io invece le volevo chiedere, lei l'11 settembre 2001 ha raccontato per la stampa gli avvenimenti che sono avvenuti a New York. Dal punto di vista sia lavorativo che umano, com'è stato vivere quei giorni? È un'esperienza per me che mi ha molto segnato, perché non avevo mai visto tanta sensazione di morte, di sconfitta, di fragilità e di ferita come in quel momento, tutta insieme. La quantità di persone che io ho visto, io sono arrivato lì appena col primo volo che è arrivato in terra nordamericana, e quando io sono andato e ho visto questi uomini, queste donne che andavano in giro per la città con delle fotografie, facevano vedere le fotografie dei mariti, fidanzati, fidanzate, amici, e chiedevano se qualcuno li aveva visti, andavano negli ospedali ad attaccarle sui muri degli ospedali. Ho capito
la proporzione, la dimensione di quello che era accaduto. Senta, io sono un ascoltatore di podcast malato, cioè io sono proprio veramente, io inizio la giornata ascoltando un podcast, tengo una giornata ascoltando un altro podcast. Allora faccio io una domanda, sì. Che faccio a tutti. Tu i podcast li ascolti facendo cosa? Mentre fai che cosa? Ad esempio riordino casa, o magari sto cucinando, alle volte anche quando guido mi capita di ascoltare più che la musica, quando cammino la musica, mentre invece quando faccio qualcosa ascolto il podcast, perché mentre faccio qualcosa sono più concentrato a capire quello che mi stanno dicendo nell'orecchio, quindi sono molto più concentrato. Esatto. Io in palestra. Io mentre faccio colazione mi preparo prima per andare in biblioteca. Bene. Lei? Quindi diciamo... Io quando cammino, io due cose, o in macchina o quando cammino. A me piace tantissimo, io cammino, tipo, che è la lunghezza di un podcast, 35 minuti di una lunga puntata di una serie, e quello è il momento. Appunto, visto per me è una cosa quotidiana come tantissimi italiani, io volevo sapere un po', lei ha fatto anche un suo podcast, ad esempio, per quella media e Storia d'Europa. Volevo sapere com'è la routine di un giornalista che deve preparare un podcast. È una routine diversa rispetto a quella di magari stare concentrato per scrivere un articolo o un servizio televisivo. Cioè, come si differenzia il lavoro e come cambia anche la routine quando sai che devi fare un podcast magari ogni giorno? Ma quelli che fanno i podcast quotidiani, in parte la sostanza è la stessa, cioè cercare informazioni, far sì che siano corrette, accurate, precise, cercare i dettagli. La cosa diversa è che rispetto allo scritto tu ti devi sempre preoccupare di avere voci, di avere suoni, rumori, contributi audio, e questo è fondamentale. Quindi devi tenere in testa due cose, ma come quando uno lo fa televisivo, che si deve preoccupare dell'immagine. Chiaro. Chi è invece il pubblico che ascolta oggi podcast? Perché stavo leggendo da poco un'intervista che in particolare i giovani non guardano più, non leggono i giornali, non vogliono informarsi sui social, per cui generalmente non si informano. Potrebbe essere invece questo strumento del podcast? Sì, assolutamente. Guarda, ti dico questo. Per esempio, adesso c'è questa serie che si chiama Il dito di Dio, la storia della Costa Concordia, fantastica, fatta da Pablo Trincia per l'appunto. È il primo segmento il picco di pubblico è 28-34, ma il secondo è 20-28, cioè sono i ventenni. E poi abbiamo fatto, cioè, se tu guardi anche su Spotify, il grosso del pubblico sono i ventenni. Uh-huh. E arrivano fino bene o male ai 35 anni. Ma adesso abbiamo un daily di esteri, un quotidiano di esteri che esce alle 18 tutte le sere di Cecilia Sala, che si chiama Stories, e quello lì è incredibile perché ha un sacco di ascolti anche tra i 15 e i 20 anni. In quel caso noi siamo tra questi. Molte più, però sono 60% ragazze e 40 ragazzi. Ma lei siamo stato media. È positivo, almeno possiamo andare a parlare con... Esatto. No? A parte le cretinate, lei non pensa che appoggiarsi a strutture come Spotify piuttosto che averne delle proprie potrebbe essere un domani un problema? Ma sai, il punto è che è come se tu mi dici faccio un post, lo metto su Instagram o faccio una mia app. Tu puoi anche avere una tua app, noi abbiamo il nostro sito dove pubblichiamo tutto. Il punto è che le persone tendono ad andare, se tu ti fai una serie è meglio che cerchi di metterla su Netflix piuttosto che pubblicartela su un tuo sito, una tua app. Perché? Perché lì sai che le persone ci sono e ci vanno e che quindi è più facile che ti trovino. Io invece le volevo chiedere, sempre rimanendo sul tema Spotify, io mi rendo conto, anche seguendo podcast oltreoceano, di quanto questa piattaforma stia spingendo, soprattutto nell'ultimo periodo, nella creazione di questi contenuti. Perché
stanno diventando anche economicamente importanti, perché dietro ci sono testate che appoggiano la produzione di questi podcast, per cui secondo me sono il futuro alla fine. Eh sì, io ci ho scommesso tutto, faccio solo questo. Per cui spero che tu abbia ragione. Senta, allora noi facciamo una domanda sempre finale alla nostra trasmissione. Mi devo preoccupare? No, noi diciamo, noi andiamo in onda all'ora dell'aperitivo e quindi chiediamo qual è l'aperitivo preferito dell'ospite. Però le faccio sia quella dell'aperitivo che poi quella del podcast. Quindi qual è il podcast che le è piaciuto di più ascoltare, magari anche quello magari prodotto da Quaramiglia, ad esempio, e da accompagnare insieme all'aperitivo. Allora, io ti dico, del podcast quest'anno ce ne sono due che abbiamo fatto noi, non per far pubblicità, ma uno è quello che ti dicevo di Pablo Trincia, che è una cosa, cioè è l'unico podcast che io ho sentito interamente 2 volte. Talmente potente mi è piaciuto. E l'altro è La città dei vivi di Nicola La Gioia, che è una storia incredibile, pazzesca di questo delitto a Roma, che lui ha fatto il libro per Einaudi, La città dei vivi, e poi ha rifatto il libro prendendo tutte le interviste, tutti i contributi in audio. Ha rifatto il viaggio, ha fatto un libro audio, ha rifatto il viaggio, ma non è un audiolibro, cioè un libro letto, ma è il racconto in presa diretta di tutto quello che è accaduto, una cosa potentissima. Poi ci sono anche tante altre cose. Io per esempio la mattina mentre faccio la barba sento Mia Ceran, sento The Essential, che è fatto da Will, però non è l'ora dell'aperitivo. L'aperitivo che a me piace, sono tornato all'antico e mi piace il gin tonic. Se posso scegliere mi piace il gin mare, cioè mi piacciono le cose, mi piacciono quelli che hanno i sapori mediterranei. Se avete un buon gin sardo da propormi, lo adotterei volentieri. Allora, Alessandro è uno specialista di gin, però analcolici. No, vabbè, è una battuta. Allora, a me piace tantissimo il gin tonic, quindi finalmente ho trovato uno che aveva anche il gin tonic. Però io per un progetto all'università ho fatto il gin, una startup di gin analcolico, quindi questo ci veniva richiesto. Fantastico. Questo abbiamo fatto con sapori mediterranei, quindi abbiamo anche lei nella nostra fetta di mercato e siamo contenti. Allora, dottor Galdesi, la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, per la bella intervista. Grazie a voi. Buon lavoro e buona bocca al lupo. Ciao. Grazie. Mentre noi invece vi salutiamo tutti quanti, vi invitiamo a stare collegati sui nostri social per sapere tutte le prossime novità. Magari settimana prossima faremo un giro nel mondo dello sport, chi lo sa. Quindi che dire, un saluto in diretta da Torino da Alessandro Manno, da Emanuele Ru e da Piero Grimaldi. Tutti voi l'augurio di una buona serata. Ci vediamo mercoledì prossimo sempre alle 7 qua su Talk Sardegna.